In bici alla scoperta del Veneto. Tappa 9, Dont, Passo Staulanza, Selva di Cadore, Agordo. Abbiamo lasciato Dont, oggi arriviamo a 1770 metri di quota, quindi ci sono circa 1000 metri di dislivello da fare tutti in mattinata. Il cielo sereno, la temperatura piacevole e il magnifico ambiente circostante rendono meno faticosa la lunga salita. Giungiamo a Pecol. Stiamo girando per il centro di Pecol, che ha queste magnifiche case rivestite in legno. Non ci aspettavamo un paesino così bello. Pedalare circondati dalle Dolomiti è impareggiabile. Ogni tanto una pausa. All'ora di pranzo giungiamo al Passo Staulanza. Abbiamo mangiato al Passo Staulanza e adesso siamo di fianco a questa punta delle Dolomiti che si chiama Pelmo. Entriamo poi nel comune di Selva di Cadore. Qui siamo nella Valle Fiorentina, molto ampia, verde, molto bella. Dopo un tratto di strada condiviso con auto e moto, accogliamo felici una ciclabile. Abbiamo abbandonato la Val Fiorentina e adesso stiamo andando di nuovo verso Belluno, ma ci fermeremo ad Agordo. Giungiamo quindi presso il lago di Alleghe. Entriamo nel paese omonimo.
Purtroppo a metà pomeriggio ci tocca percorrere una paurosa galleria lunga 3 km e 700 metri. Usciamo tesi da questa esperienza, ma per fortuna veniamo accolti da un'altra pista ciclabile. Attraversiamo poi il torrente Bordon su di un ponticello traballante. Verso le 17 entriamo in Agordo. Passeggiamo poi nel paese accompagnati da un cielo spettacolare. Iscrivetevi al canale e se vi fa piacere cercate le nostre precedenti avventure.